non cessanti che tengano. La narrativa ci offre un modello di verità incontestabile che è utile per muoverci nella vita. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. E la linea va subito ad Antonino Danna. Libana, no, quella è un'altra cosa. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di sabato 12 novembre dell'anno di grazia 2022. Cominciamo la nostra trasmissione ricordandovi come sempre: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo invito, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, noi cominciamo questa nostra trasmissione perché, Federico, tu chiedi chi erano i Beatles per caso? Sì, chi erano? Chi erano? Erano un famoso gruppo, un famoso gruppo musicale inglese degli anni 60, ma certo un alfista deve chiederselo. Tu chiedi cos'era l'Arna. Cos'era l'Arna, Antonino? Tu lo sai benissimo che cosa sia stata l'Arna. L'Arna, ebbene sì, il tempo passa, eppure quella che viene ritenuta, io credo a torto, la più controversa vettura prodotta all'Alfa Romeo sta per compiere la bellezza di 40 anni. Ebbene sì, sono passati quasi 40 anni da quando i primi modelli dell'Arna vennero mostrati al Salone di Francoforte del 1983, tra l'altro con un po' di ritardo, e poi poco dopo la vettura andò in vendita in tutte le concessionarie dell'Alfa Romeo. Si sperava che in questo modo l'Alfa potesse sbarcare nel settore delle utilitarie, si sperava che questa vettura portasse lavoro nel meridione e soprattutto saturazione delle linee di montaggio a Pomigliano d'Arco, però il risultato purtroppo non è stato dei migliori, anche se possiamo dire che questa sia stata la vettura con la più lunga catena di montaggio al mondo, perché come sapete le scocche arrivavano dal Giappone via nave a Napoli, poi le portavano a Pratola Serra dove si montavano, cioè le portavano a Pomigliano d'Arco, da Pratola Serra arrivavano i motori con tutto l'avantreno di derivazione Alfa Sud, si montava poi tutto quanto in quel di Pomigliano d'Arco e si mettevano le vetture finite sul piazzale. Come nasce l'Arna? L'Arna nasce alla fine degli anni 70, perché alla fine degli anni 70 c'è appunto questo problema. Questo argomento è stato affrontato a suo tempo dal grande Andrea Vecchi del Club Alfa Romeo Milano, in una bella conferenza che tenne presso il Museo Cozzi di Legnano qualche anno fa. Si chiamava Arna, sarete belli voi, effettivamente. E che cosa successe? Successe che alla fine degli anni 70 l'Alfa Romeo decise di investire in un nuovo settore, allargare le opportunità di business, quindi entrare nel settore delle vetture piccole, perché in realtà appunto qua si trattava di una vettura che si andava a inserire nella famiglia delle utilitarie. Difatti ebbe come concorrente la Uno, voglio dire, uno dei migliori best seller della Fiat, e soprattutto doveva servire, l'idea era di riuscire ad assemblare, a realizzare una vettura abbastanza piccola ed economica da produrre nel meridione d'Italia, in questo nuovo stabilimento di Prato la Serra che avrebbe fornito i motori, e
realizzarla nel minor tempo possibile. Come non è l'amministratore delegato dell'Alfa Romeo nel 79, se non ricordo male si chiamava Innocenti, non vorrei sbagliarmi, nel 79 l'amministratore delegato dell'Alfa Romeo in Svizzera vede queste vetture di produzione giapponese, si chiamano Datsun Cherry. Cherry sarebbe la ciliegia in inglese, per chiarirvelo. E vista questa macchina, Innocenti ha un'idea: perché non realizzare questa super utilitaria o utilitaria, che dir vogliasi, mettendo assieme la carrozzeria nipponica insieme con la meccanica italiana. Del resto un motore per una vettura che nella fascia più bassa doveva essere intesa come un'utilitaria, ovvero l'Alfa Sud, si può fare una macchina 1200 di cilindrata col boxer 1200 Alfa Romeo e si può realizzare anche in tempi abbastanza veloci. L'idea di una joint venture nasce allora alla fine degli anni 70, ma chi si intesta il padrinato di questa operazione sono sostanzialmente due esponenti politici. Nel 1980 il grande padrino dell'ARNA, ovvero Alfa Romeo Nissan Auto, che è il nome della joint venture e che diventerà il nome poi della vettura, il grande padrino presso le partecipazioni statali altri non è che Gianni De Michelis, l'allora ministro delle partecipazioni statali, ma l'altro grande sponsor di questa operazione è un signore che non ha la patente, però con il terremoto del 1980, soprattutto del 23 novembre del 1980, decide che è ora di realizzare un nuovo stabilimento per la produzione di automobili nel meridione, anche perché è un sogno che lui insegue da lungo tempo, un sogno che lui insegue dal 1973, quando è entrato in rotta di collisione con l'allora presidentissimo dell'Alfa Romeo Giuseppe Luraghi, perché questo esponente politico, che è Ciriaco De Mita, nel 1973 avrebbe voluto la costruzione di un nuovo stabilimento vicino a Pomigliano d'Arco e avrebbe voluto l'assemblaggio di qualcosa come 70.000 alfette al sud e 70.000 all'Alfa Nord ad Arese. Luraghi tenne duro, si fecero delle modifiche al progetto, comunque sostanzialmente non acconsentì alla follia di produrre 70.000 alfette a Pomigliano d'Arco ogni anno e 70.000 ad Arese, per cui nel gennaio del 1974, con una manovra di palazzo, guidata ovviamente dalla politica, perché il ministro dell'industria era appunto Ciriaco De Mita, viene cacciato dall'Alfa Romeo. Finalmente nel 1980 De Mita può vedere realizzata la sua aspirazione, cioè l'idea che nasca questo nuovo stabilimento che verrà fatto a Pratola Serra per fornire tutta la parte, tutto ciò che è necessario per l'assemblaggio finale di questa vettura italo-nipponica che sarà poi realizzata, sarà poi assemblata definitivamente in quel di Pomigliano. Viene realizzato a tempo di record lo stabilimento di Pratola Serra, stabilimento che esiste ancora e produce motori, e però c'è un problema. Il problema, prima che naturalmente si arrivi ai prototipi, perché poi non è stata nemmeno lunga la gestazione dell'Arna, e vi ha partecipato un nostro amico che spesso avete trovato sulle pagine del garage dell'Alfista, Giorgio Langella, collaudatore magnifico dell'Alfa Romeo, che faceva avanti e indietro tra Milano e Napoli per andare appunto a lavorare sui prototipi dell'Arna. Il vero problema nasce quando, vista tutta la scocca, bisogna celebrare questo matrimonio, anzi, come si chiama il video che venne girato dall'Alfa Romeo in occasione
del lancio dell'Arna il video Un incontro. Perché? Perché il problema è che la scocca della vettura non permette l'installazione del motore e dell'avantreno dell'Alfa Sud. E quindi capite bene che questo è un problema, perché un conto è che ti arriva una scocca pronta e tu ci devi mettere solo il motore senza fare modifiche, il che permette di avere dei prezzi bassi, e un altro è realizzare delle modifiche apposite alla scocca, modifiche apposite che poi costeranno. E quindi già un ritardo si accumula per dover trovare la possibilità di realizzare questo matrimonio tra la scocca e il motore derivato dall'Alfa Sud, l'avantreno derivato dall'Alfa Sud. Risolto questo problema, nell'ottobre del 1983 l'Arna viene presentata ai concessionari dell'Alfa Romeo in quel di Taormina, niente meno. Narra la leggenda, io non dirò chi è che mi ha rivelato questa cosa, però sappiate che mi è stata riferita. Narra la leggenda che quando venne fatta questa presentazione, i concessionari erano tutti sulla terrazza del Jolly Hotel a Taormina, che è a strapiombo sul mare, e in piena notte arrivò questo elicottero che, con una scena alla Apocalypse Now, calò delicatamente l'Arna, i primi modelli, insomma il primo modello, calò l'Arna su questo terrazzo. Quando i concessionari videro arrivare l'elicottero che portava questa vettura neonata tipo cicogna, qualcuno dal basso, qualche bello spirito, gli gridò: buttala in mare. Dopodiché si levò sdegnata la voce di Innocenti, dell'amministratore delegato dell'Alfa Romeo, che sgridò chi aveva detto questa cosa e disse: lei non ha capito nulla, io le dico che vetture come queste ne venderà a tonnellate e lei farà i soldi vendendo queste vetture. Non è avvenuto. Andiamo a vedere, io vi faccio vedere una cosa. Federico, intanto buongiorno e ben trovato Federico il Meneghino Volante. Questa è la stampa del 7 ottobre 1983. La vedi Federico? La vedo adesso, provo anche a proiettarla in diretta. Ecco perché ho aperto la condivisione dello schermo. Questa è la stampa del 7 ottobre dell'83. Taormina, cuore Alfa Romeo, pelle Nissan, la nuova Arna si presenta come una vettura simpatica e piacevole, una tutto avanti con motore di 1186 cc e 63 cavalli a 6.000 giri minuto, 5 posti, 3 o 5 porte, versioni L ed SL si differenziano in pratica solo in questo particolare. Cambia a 5 marce, sospensioni a ruote indipendenti, quelle anteriori derivate dall'Alfa Sud, quelle posteriori prese dalla Cherry della Nissan ma modificate, freni a disco davanti e a tamburo dietro. È evidente che l'Arna mantiene tutte le caratteristiche dell'Alfa Sud, motore brillante, con tanto brio, tenuta di strada impeccabile, buoni freni, posto di guida comodo, eccellente visibilità, una vera alfa nella categoria delle economiche, oltre 150 all'ora, chilometro da fermo in 36 secondi e 6, 400 metri in 95 secondi e 3. I consumi sono competitivi, a 90 all'ora 6,2 litri per 100 km, a 120 8,7, ciclo urbano 9,9. Discreta la dotazione di accessori, notevole il livello di silenziosità, ma non entusiasmanti gli interni, in proporzione allo stesso discorso della 33. Anacronistico il volante, che è quella a 3 razze dell'Alfa Sud. Nell'Arna appare decisamente vecchio. Un po' sacrificata l'abitabilità posteriore, decisamente modesto il bagagliaio di una famiglia che voglia mettersi in viaggio. Ci si potrebbe chiedere se è meglio lo sprint o lo spazio. Dipenderà dai gusti del pubblico dare una risposta. Naturalmente Ettore Massacesi, che era allora il presidente dell'Alfa Romeo, dice tutta una serie di cose. C'è questo servizio sempre sulla stampa di questo 7 ottobre dell'83 che dice:
Premesso in sintesi che l'Arna verrà prodotta a ritmo di 60.000 esemplari all'anno a pieno regime, non arriveranno mai a queste cifre, che nell'84 si prevede di toccare quota 45.000, che la vettura si aggiungerà alla nuova 33 per saturare lo stabilimento di Pomigliano, il cui tetto è 160.000 macchine, che il contratto con la Nissan firmato nel novembre dell'80 durerà fino al 90, che in ogni caso non si supererà la cifra annuale di 60.000 pezzi e infine il matrimonio tra Milano e Tokyo comporta un prodotto all'80% italiano. Massacesi ha ricordato che il partner giapponese è stato scelto per due fondamentali motivi. La scocca offerta dalla Nissan, ovvero la pelle con cui rivestire motore e meccanica Alfa, era poco conosciuta in Italia. La stessa Nissan è capace di cambiamenti e rinnovamenti assai rapidi. L'Arne e la 33, ha detto il presidente dell'Alfa Romeo, hanno sostituito l'Alfa Sud nella parte bassa e alta del segmento delle medie, segmento che in Europa significa 3 milioni di vetture, di cui 500.000 in Italia con 23 marchi e 35 modelli. Rispetto all'Alfa Sud, l'Arna offrirà margini di redditività inferiori di quelli della 33, ma comunque più consistenti. In ogni caso, non dimentichiamo che con 15.000 dipendenti si costruivano 350-400 Alfa Sud al giorno, ora le prospettive sono di realizzare 750 unità fra Arna e 33 con 12.000 persone. Per vendere l'Arna, aggiunto Massacesi, puntiamo soprattutto sul nome Alfa Romeo. E questo fu l'errore. La vediamo come il primo gradino d'accesso alla nostra marca, una possibilità offerta a clienti che prima dovevano per forza indirizzarsi verso altre case. E devo dire che alla Nissan sono rimasti stupiti dalla qualità della nostra meccanica. I giapponesi ci hanno chiesto motori per altri loro modelli destinati a mercati come quello americano. Noi finora non abbiamo affrontato il problema dell'enorme antinquinamento. Vedremo di stringere i tempi, anche perché il problema della benzina senza piombo sta diventando caldo in Europa. Noi non ci opporremo mai a provvedimenti di carattere ecologico. Massacesi ha ricordato un altro importante accordo, quello con Fiat e Lancia, per l'utilizzo di componenti in comune sui futuri modelli di lusso delle tre case. I nostri investimenti produttivi sono in corso, anche se arriveremo dopo il gruppo Fiat. Nota di redazione: la Lancia presenterà la sua ammiraglia, quella che fu la Tema, nell'autunno 84, la Fiat nell'85, cioè la Croma. Abbiamo scelto proprio pochi giorni fa la nostra vettura, è stupenda, arriverà a fine 86, nei primi 6 mesi dell'87. Comunque la nuova Alfa 6 è piaciuta molto, in particolare la 2000 e la diesel. Abbiamo allo studio dei ritocchi alla nostra gamma di modelli, specialmente nel settore mediano. Per la Giulietta è prevedibile un'evoluzione in chiave sportiva, l'Alfetta sarà sempre più una berlina comoda e raffinata. Non è un segreto che dovremmo presto vedere una Giulietta col turbo. E infatti poi nacque la Turbo Delta di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. L'Arna, quindi, come vedete, cercava di rispondere a queste possibilità. Come vi ha risposto? Ora, diciamoci la verità, molti dicono che la macchina fosse brutta, molti dicono che la macchina sembrasse disegnata con il righello, eccetera, eccetera. A me non pare così brutta, devo dirvi la verità. Non pare così brutta, brutte furono semmai le polemiche che l'hanno preceduta, perché a quel tempo i giapponesi venivano visti come il diavolo in persona, c'era addirittura il contingentamento delle vetture che potevano arrivare in Europa. I giapponesi della Nissan questo servì per assaggiare un po' il mercato europeo. Tra l'altro io vi vorrei ricordare che c'è un film più o meno di quell'epoca che usa vetture Fiat, precisamente la 127 alla regata, si chiama Gung Ho, arrivano i giapponesi, l'ha girato, come si chiama? Ron Howard, Ricky Cunningham di Happy Days, che sapete che ora fa il regista, ed è un film nel quale, se non sbaglio, c'è anche Tom Hanks, e al cui interno si racconta di questa fabbrica americana scalcinata in cui arrivano i giapponesi e cercano di smontare tutti i razzismi che ci sono nella fabbrica americana. Insomma, succedono tutta una serie di cose.
Ecco, nel 1983 i giapponesi erano guardati con sospetto, soprattutto per quanto riguardava l'affidabilità, la qualità delle vetture. Va anche detto che quelle vetture non avevano il design che possono avere oggi, per cui l'idea di questo accordo lì per lì non era nemmeno sbagliato, tant'è vero che poi la Nissan, dopo questo matrimonio che non è andato bene con l'Alfa Romeo, vi vorrei ricordare che si è sposata con la Renault e assieme oggi macinano utili e prodotti su prodotti. Quindi non era tanto sbagliata l'idea. Però certo, una casa con una immagine forte, come storica, come l'Alfa Romeo, che realizza una vettura in fondo fuori dalle sue corde, perché vi vorrei ricordare che anche per l'Alfa Sud c'erano state polemiche immani, perché si diceva la meno alfa delle alfa. L'Alfa Sud fu accolta da un'ondata di polemiche che la metà bastava. L'Arna fu accolta da altrettante ondate di polemiche, perché si disse: "Ah, apriamo la porta ai giapponesi, snaturiamo il prodotto italiano", discorsi e cavoli vari. Però ripeto, la macchina non era brutta. La componentistica era componentistica che arrivava dal Giappone, con un certo design un po' triste di origine giapponese, ma a differenza delle Alfa Sud dove si rompevano le maniglie degli sportelli, figuratevi voi. E dopo quasi 40 anni ditemi se ci sono Arna con la ruggine in giro. A parte che ce ne sono molto poche di Arna in giro, ma con la ruggine no. Perché la Nissan portò in dote all'Alfa Romeo tutta una serie di accorgimenti per proteggere le scocche, per proteggere la ruggine, che aiutarono l'Alfa Romeo a migliorare il prodotto. Perché sapete che uno dei grossi problemi delle auto italiane fino alla metà degli anni '80 fu proprio quello che bastava guardarle e s'arrugginivano. Nel caso dell'Alfa Sud poi la leggenda metropolitana parla di scocche lavate con l'acqua del mare. Pomigliano d'Arco è a 20 chilometri dal Golfo di Napoli, però l'acqua del mare avrebbe corroso in nuce le scocche delle Alfa Sud. Insomma, come sono andate le cose? Niente, l'Arna è stata presentata, è nato anche questo pupazzo, Arnaldo il Ghepardo. Ce l'hai Federico? Mi pare di avertelo mandato Arnaldo il Ghepardo, che era questo pupazzo per i bambini che ti davano in concessionaria. Lui era un collaudatore, questo Ghepardo, però poteva essere abbellito con tutto un set di vestitini aggiuntivi. E stancamente questa joint venture si è trasferita nell'epoca Fiat, che cominciò nel novembre dell'86, il 6 di novembre. Quando arrivò la Fiat, si era pensato un restyling dell'Arna, si era pensato di fare una modifica alle lamiere. In realtà erano cambiate, aspetta che te lo mando Arnaldo, erano cambiate anche i costi, perché nel frattempo erano cambiati i costi di produzione, il costo delle scocche che arrivavano in Italia dal Giappone. Insomma, ormai la catena di montaggio più lunga del mondo, questa sì, non quella della Cadillac all'Antè, questa qua, questa catena era ormai insostenibile. La Fiat prese probabilmente l'unica decisione che c'era da prendere in questa situazione e chiuse, eccolo qua Arnaldo, chiuse la joint venture. Qualcuno dice che per una certa punizione divina è stato giusto dare l'Arna in dotazione ai vigili urbani di Milano. Ripeto, per me non è una vettura brutta, non so voi che cosa ne pensiate dell'Arna. Ecco, è comparsa invece una che di bellezza se ne intende, oltre che di bravura, l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello che Giorgia, hai visto l'Arna? Sì, Ti sembra bella o stavo brutta? attendendo con ansia più che altro il cos'era? Arnaldo il Ghepardo. Sì, Arnaldo il Ghepardo, eccolo qua. Tu non eri ancora nata quando No, questo accadeva in Italia. no. Ecco, questo è con la divisa come si dice, da collaudatore alfa. Poi Ah. c'erano tutto un altro set di cose, tra cui anche quello da falegname, se non sbaglio, che potevi avere per personalizzare il tuo Arnaldo il Ghepardo. Tu ridi, ma sappi che su eBay un Arnaldo il Ghepardo costa soldi. Secondo me è un asset su cui investire. Tipo come i beni rifugio, no, dopo l'immobiliare c'è Arnaldo il Ghepardo.
Comunque, tu, voglio dire, il concetto del bello ce l'hai. Federico, falle vedere l'Arna, vediamo che cosa ne pensa dal suo punto di vista estetico. Secondo te è così? No, questo è un paio di gambe. Infatti lo Fagli capivo, vedere. c'era un attimo di Questa è la nostra Lucia che è apparsa sul numero 2 del garage dell'Alfista. Tra l'altro questa è l'Arna di Giancarlo Poli che voglio salutare. Ti sembra così brutta sta macchina? Ma allora non particolarmente, ecco, ne ho viste di peggio a livello di Ecco, estetica, anche ai giorni appunto. d'oggi più che altro, mi vien da dire. Appunto. Comunque sappiate che ci vogliono almeno 5-6 mila euro oggi se volete un'Arna in condizioni dignitose da mettere in garage. A me, se ne regalassero una, la prenderei volentieri. Ce l'aveva un collega di mia madre, il professor Piperno, che saluto, e ce l'aveva proprio così, bianca, fatta in questo modo. Era una macchina internamente molto spaziosa, molto comoda, e poi non è vero che il baule facesse così schifo, perché i bagagli ci andavano. Morale della favola, alle volte la nostra fama ci precede, forse l'Arna è stata azzoppata più da una fama immeritata che l'ha preceduta, che non dal prodotto in sé. La valletta, tra l'altro, che compare nelle foto di lancio è Susanna Messaggio, che al tempo lavorava con Mike Bongiorno a BIS. Bene, io ho finito. Comunque, viva l'Arna, sono passati 40 anni, ma secondo me sarebbe ora di rivalutarla. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Io vi lascio nelle mani, credo ottime mani, dell'inderogabile Giorgia Pacione Di Bello, che tra poco esordirà con la seconda puntata della nuova stagione di Tax Girl. Dopo di lei la bravissima Gemma Gaetani con Una Gemma in cucina. Insomma, direi che oggi vi sta andando veramente di lusso. Allora, grazie a tutti voi per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Viva l'Arna! Vi ha parlato Antonino Danna. Buon weekend. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.